Sfruttamento e corruzione alla Fincantieri di Porto Marghera. Fincantieri, manager indagati. Sfruttamento del lavoro e corruzione con stipendi e regali. Indagati 15 dirigenti del colosso della cantieristica. L'inchiesta sul caporalato. Questo è l'apertura della nuova Venezia di Mestre, che titola così in prima pagina. Stai ascoltando Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è il 16 novembre 2021. Prima di tutto buona giornata, la puntata di oggi sarà ricca di notizie, perciò procediamo con la prima. Appunto le indagini della magistratura sul caso Fincantieri. La procura parla di sfruttamento e corruzione e leggiamo sul Gazzettino. La procura di Venezia non ha dubbi. Alla Fincantieri di Porto Marghera era in atto una prassi consolidata di sfruttamento dei lavoratori stranieri e un numero consistente tra dipendenti, funzionari e dirigenti si è fatta corrompere dalle imprese subappaltatrici attraverso somme di denaro e costosi regali. È quanto emerge dalle indagini condotte dal PM Giorgio Gava, che la settimana scorsa ha chiuso gli accertamenti con il deposito degli atti, la procedura che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Sotto accusa figurano ben 31 indagati, di cui 15 dipendenti della Fincantieri, azienda che a sua volta viene chiamata in causa assieme a 15 ditte appaltatrici ai sensi della legge 231 del 2001, che prevede la responsabilità penale delle società che non attuano misure adeguate a prevenire reati commessi dai propri dipendenti. È la prima volta, sottolinea il Gazzettino, in questo pezzo di Gianluca Amadori, è la prima volta che un'azienda pubblica delle dimensioni e dell'importanza di Fincantieri finisce sotto accusa per un reato odioso come lo sfruttamento dei lavoratori. I legali della difesa avranno 15 giorni di tempo per depositare memorie difensive o per chiedere l'interrogatorio. Leggiamo sempre sul Gazzettino che l'inchiesta ha preso il via nel 2018 con l'arresto di Suag al-Md, il quale iniziò a collaborare con la Guardia di Finanza. Lo scorso anno furono arrestati alcuni imprenditori albanesi sui quali la procura sta proseguendo gli accertamenti ed emersero i presunti atti di corruzione, regali di orologi, computer, vacanze e il versamento di somme comprese tra 1.000 e 2.500 euro in cambio del rinnovo dei subappalti o di favori di altro tipo. Presto gli indagati avranno la possibilità di difendersi di fronte a un giudice. Questo era Gianluca Amadori sul Gazzettino. Ovviamente anche sulla Nuova Venezia c'è un'intera pagina dedicata alla notizia. L'inchiesta sul caporalato arriva al vertice, indagati anche 15 manager di Fincantieri, l'articolo di Roberta De Rossi, e con sotto un fondo stipendi mensili da 2.500 euro, orologi, vacanze e smartphone. Insomma, dallo sfruttamento del lavoro fino alla corruzione tra privati non sono coinvolte solo le ditte bengalesi del subappalto. La Nuova Venezia poi pubblica anche l'elenco degli indagati. Stai ascoltando Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Proseguiamo con la seconda notizia, che è di carattere regionale. Quarta ondata, serve $500 milioni, virgolettato attribuito al presidente Luca Zaia, occupa le prime pagine del Corriere del Veneto nelle sue varie edizioni locali. La pandemia, continuano a salire i contagi mentre crollano le prime dosi. Per la terza inoculazione presto le agende saranno aperte a tutti, ma appunto mi interessava l'aspetto delle risorse economiche, quindi Zaia chiede fondi extra per la manovra, appunto in relazione all'aumento dei contagi. Entro 15 giorni ricoveri in rianimazione a quota 100, dice il presidente della regione Luca Zaia, e chiede al Parlamento di stanziare nella manovra 513 milioni per fronteggiare i costi extra della pandemia. Leggiamo allora l'articolo all'interno delle pagine del Corriere del Veneto. Il Veneto presenta a Roma un conto da $500 milioni, chiesto un intervento in legge di bilancio per lenire le spese extra patite durante la pandemia. Una cifra non esaustiva di quanto speso fin qui dalla regione extra budget a causa della pandemia. Il presidente Luca Zaia parla di $1,3 miliardi, ma comunque utile a rimpinguare le casse esangui di Palazzo Balbi. Un problema condiviso con altre regioni, meglio con tutte le altre, sottolinea il Corriere del Veneto, tanto che la cifra complessiva messa sul tavolo del premier Mario Draghi e del ministro della Sanità Roberto Speranza ammonta a 8 miliardi e alcuni colleghi di Zaia, ad esempio ieri il presidente della Toscana Giani,
hanno già ipotizzato tagli draconiani ai servizi o l'aumento dell'addizionale IRPEF. Ma attenzione, in Veneto al momento non è prevista alcuna manovra in tal senso, chiarisce subito Zaia a scanso di equivoci, ma il problema esiste. Quindi Zaia esclude ancora qualsiasi manovra relativa all'addizionale IRPEF. La notizia anche sui quotidiani Gedi, Zaia Lanzarin, l'epidemia è costata 1,3 miliardi alla regione, simulazione matematica, senza i vaccini oggi ci sarebbero 1600 ricoveri, sempre la questione delle risorse connessa ovviamente all'evoluzione della pandemia. Casse della sanità svuotate dal Covid, il Veneto chiede 513 milioni allo Stato, il confronto con il governo. Il pezzo qui è a firma di Filippo Tosatto e sostanzialmente anche qua sono riportate le dichiarazioni del presidente Zaia, che sempre esclude il ricorso all'addizionale IRPEF. Ci spostiamo nel Vicentino, dove sulle pagine del Corriere del Veneto, l'edizione appunto di Vicenza, troviamo una notizia che parla sempre di sanità. Allora, migliaia senza medico di base, i sindaci, regione e USL ascoltino la voce dei cittadini. Altavilla e Torri sposano le petizioni, i nodi, terza dose antinfluenzale, va bene. Quindi la notizia è relativa a una petizione, una raccolta firme, diciamo, lanciata e organizzata da alcuni cittadini, che trova la condivisione anche da parte di alcuni sindaci. Quindi leggiamo sul Corriere del Veneto. Ad Altavilla: sappiamo bene che una raccolta firme non potrà migliorare l'attuale situazione, ma è anche questo un modo per far sentire la voce dei cittadini. Carlo Dalla Pozza, sindaco di Altavilla, commenta così la raccolta firme organizzata dai propri concittadini e che verrà bissata domani mattina al mercato per la sostituzione del medico di famiglia. Leggiamo che si tratta di un problema che nel Vicentino coinvolge, tra pensionamenti e trasferimenti, 57 medici sparsi in 14 comuni. La ULS 8 Berica e la 7 Pedemontana stanno vagliando da tempo ogni singola posizione, ma al momento, se non si riuscirà a trovare la quadra, rimarranno scoperte 23 posizioni, il che significa complessivamente circa 35.000 pazienti. Un altro problema, in questo caso sollevato da alcune sigle sindacali, riguarda l'Ovest Vicentino, dove a Montecchio Maggiore è in corso, come scrive una nota diramata ieri da Lara Donati, della segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL di Vicenza, è in corso la progressiva dismissione da parte dell'ULS 8 del reparto di psichiatria. Fin da subito, ricorda Donati, abbiamo espresso forte preoccupazione per la tenuta di un servizio tanto delicato, chiedendo indicazioni precise sulle strategie a garanzia della continuità dell'assistenza, a fronte di una chiusura temporanea per 4 anni. Una decisione presa senza aver prima individuato le alternative in grado di sopperire a tale mancanza. Questo era l'articolo sul Corriere del Veneto, edizione di Vicenza. Adesso ti propongo una carrellata invece di notizie che purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire, e quindi per titoli: a Treviso abbiamo il medico Zumski, radiato dall'ordine dei medici appunto, ha violato le norme e il suo giuramento. La notizia sulla Tribuna di Treviso: il sanitario di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano è un faro del movimento Novax e No Green Pass. Una paginata dedicata a questo caso. Si ricorda anche come la scorsa settimana, ad esempio, Zumski aveva scritto un post su Facebook nel quale dava del traditore al Presidente della Repubblica Mattarella. Insomma, ci sono una serie di episodi che vengono richiamati. Il ritratto: venetista puro, è sempre restato fuori dalla Lega, a 69 anni. Insomma, rispetto alla radiazione decisa dall'ordine dei medici, il commento di Zumski qual è? Non ho visto nulla e sto lavorando, se c'è qualcosa sarà materia per gli avvocati. Ecco, c'è un lungo articolo di Valentina Calzavara sulla Tribuna di Treviso che rende conto di questa notizia, che però non approfondiamo. Sempre sui quotidiani Gedi, nelle pagine regionali, un'altra notizia flash: Martella sceglie Lotto come vice alla segreteria. Qui parliamo del congresso regionale del Partito Democratico, per il quale il candidato alla segreteria Andrea Martella ha annunciato appunto che se verrà eletto segretario, se vincerò il congresso, la vice segretaria regionale sarà Monica Lotto.
attualmente segretaria provinciale del Partito Democratico di Belluno. Proseguiamo. Sempre dalle pagine regionali dei quotidiani Gedi, il cambiamento climatico, qui c'è una buona notizia, ridotte in Veneto del 25% fra il 1990 e il 2015 le emissioni di anidride carbonica, e quindi il Veneto è promosso quanto impegno nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti. A dirlo sono i dati rilevati dall'ISPRA. In realtà a dirlo appunto è questo articolo sulle pagine regionali dei quotidiani Gedi, quindi Tribuna, Mattino e Nuova Venezia. Non approfondiamo, proseguiamo. Altra notizia flash: l'occupazione continua a crescere, meno licenziamenti che nel 2019. Non si è ancora tornati ai livelli lavorativi pre-Covid, ma la tendenza si dimostra incoraggiante. Articolo di Riccardo Sandre sulle pagine del Mattino. Continua l'andamento positivo del lavoro in Veneto, anche se i livelli pre-Covid sono ancora di là da venire, e se il lavoro torna a indicare un segno positivo stabile e confortante, i veneti che abbandonano occupazione per trovarne un'altra ritenuta migliore stanno crescendo in numero, portando in alto la curva percentuale delle dimissioni volontarie, soprattutto in professioni strategiche come quelle sanitarie e nel settore della meccanica. Sono i dati questi di Veneto Lavoro, e troviamo la stessa notizia su altri quotidiani locali naturalmente, in particolare sulla Cronaca del Veneto, diretta da Achille Ottaviani, con un pezzo: pubblicati i dati della bussola del lavoro, in Veneto aumentano le assunzioni, sono state 51.000 contro le 47.000 di 2 anni fa. Per la prima volta anche il bilancio occupazionale del 2021 supera quello del 2019, con 52.600 posizioni guadagnate da inizio anno. La crescita è molto forte nel comparto appunto della sanità e del sociale, più 44%, e ci sono le dichiarazioni di Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro e all'istruzione. Infine un brevissimo cenno alla polemica scatenata dal commento affidato ai social network da parte del presidente Luca Zaia, che avrebbe paragonato le donne ai cavalli, così secondo alcuni detrattori che criticano appunto questo post su Facebook e su Twitter del presidente Zaia, dove appunto sarebbe scritto animali eleganti ma molto forti, con riferimento ai cavalli, anzi ai cavalli andalusi e spagnoli, che definisce come una delle sue passioni, appunto animali eleganti ma molto forti e resistenti come tutte le donne. Polemiche, chiaramente, per questa affermazione quantomeno curiosa, almeno nei termini in cui è posta, ma la diretta interessata, perché questo post faceva riferimento a una donna in particolare, Jessica Notaro, in un video su Instagram ha espresso rabbia e amarezza, lo leggiamo sulla Tribuna di Treviso, per quanto accaduto nelle scorse ore, ma che discriminazione, solo un apprezzamento dal presidente veneto. Non ci dilunghiamo su questa polemica e invece torniamo sul caso di razzismo nel calcio avvenuto ieri a Granze, che non riepilogo, ma è la notizia di apertura della puntata di ieri di questo podcast. C'è la dura condanna della FIGC, che parla di episodi ripetuti, ora basta, chi insulta espulso dagli stadi. Questo lo leggiamo nelle pagine del Gazzettino di Padova. E Fusaro, il sindaco di Granze, il sindaco tifoso: il paese chiede scusa, se serve firmo il DASPO. Sono intervenuto subito per placare gli animi, sono in contatto con i carabinieri e attendo l'eventuale relazione. Sempre sul Gazzettino troviamo anche una intervista a Moussa Diedou, il giocatore appunto colpito da contestazioni e insulti. Non querelo e vado avanti, dice: sono arrivato in barcone a Lampedusa nel 2017 e in Italia mi sono sempre trovato bene, sogno il permesso di soggiorno, a un gesto cattivo non rispondo. E c'è poi tutta questa bella intervista. Ultima notizia flash del giorno: oggi alle 9 è previsto a Grafica Veneta un presidio a Tre Baseleghe, appunto nella sede della multinazionale padovana che si occupa di stampa e grafica, appunto,
un presidio della FIOM CGIL e della ADL Cobas. Leggiamo il volantino: contro ogni discriminazione, contro ogni sfruttamento negli appalti, per un sistema industriale compatibile con l'ambiente e le persone, contro il profitto fatto sulla pelle dei lavoratori. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni sociali